Angelica davanti al jeep, è l'ora di dire la verità. Questo è il titolone con cui apre Corriere delle Alpi di oggi, lunedì 10 luglio, e si parla ancora della tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Santo Stefano di Cadore. Questa mattina in carcere a Belluno l'udienza di convalida dell'arresto dell'automobilista tedesca che ha appunto falciato una famiglia qualche giorno fa, provocando tre morti. La 31enne dovrà spiegare l'accaduto, ma è possibile che si avvalga della facoltà di non parlare. E c'è un approfondimento alle pagine 2 e 3 del Corriere delle Alpi. Di fronte al giudice, oggi è il giorno dell'interrogatorio, stamani a Belluno l'udienza di convalida dell'arresto dell'automobilista tedesca. Deve spiegare l'accaduto appunto, ma è possibile che si avvalga della facoltà di tacere, scrive Gigi Sosso. Quarta notte in cella alla Giudecca per Angelica Utter e stamattina la sveglia è suonata prima, ammesso che la 31enne tedesca indagata per omicidio stradale plurimo a Santo Stefano di Cadore sia riuscita a dormire e a convivere con il violento rimorso che adesso la tanaglia e promette di accompagnarla per chissà quanto tempo in carcere. Perché alle 9:30 c'è l'udienza di convalida dell'arresto di giovedì sera che è stata fissata nella casa circondariale bellunese di Baldenicche davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno Elisabetta Scolozzi e al pubblico ministero titolare dell'inchiesta Simone Marcon. Ci saranno anche il suo avvocato difensore Giuseppe Triolo del Foro di Belluno e un interprete di lingua tedesca messo a disposizione dal consolato della Germania, che potrebbe anche non servire a niente dal momento che la donna avrebbe intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati. Non c'è la certezza che non apra bocca e tantomeno confessi, ma è un dato di fatto che finora non si sia confidata nemmeno con il suo legale, malgrado tutti gli sforzi nel parlatorio dell'istituto di pena lagunare. L'automobilista della Baviera è consapevole dell'estrema gravità di quello che è successo giovedì pomeriggio lungo il rettilineo di via Udine e non può non avere stampate davanti agli occhi le immagini delle vittime Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin, ma dice di aver rimosso quei drammatici momenti e di non ricordare nulla. Allo stato dei fatti, la Procura della Repubblica di Belluno l'accusa di omicidio stradale plurimo e la formula giuridica è quella gelida, perché per negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionava la morte, eccetera, eccetera. Ha distrutto una famiglia di turisti di Favaro Veneto e ci sono delle aggravanti che vanno dal numero delle persone purtroppo decedute all'eccesso di velocità, mentre non è contestata la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Gli esami alcolemico e tossicologico effettuati all'ospedale di Pieve di Cadore sono tornati negativi dal laboratorio di Padova. Utter non aveva bevuto e non sono state trovate tracce di droghe nel suo sangue. Certo andava veloce su quell'Audi nera con targa bavarese, troppo forte per essere su una strada urbana come quella che poi diventa la regionale 355 e accompagna fino a Sappada. Che risponda o meno, che chiarisca l'accaduto o rimanga nel suo silenzio gravido di angoscia, il sostituto procuratore Marcon chiederà per lei la conferma della custodia cautelare in carcere, anche per il pericolo concreto di fuga. E per quanto riguarda la linea difensiva, l'avvocato chiederà la scarcerazione ma con poche chance, non ha un domicilio. L'esistenza randagia di Angelica da ottobre viveva e dormiva a bordo dell'Audi. Angelica ha preso coscienza di aver provocato una strage facendo scendere tenebre fitte sul radioso pomeriggio d'estate a Santo Stefano di Cadore. Dopo la prima fase di shock e apparente indifferenza non riesce a rispondere nemmeno alle domande che le sta proponendo la sua coscienza. L'avvocato d'ufficio bellunese Giuseppe Triolo non aveva nascosto, fin dal colloquio di 3 ore di giovedì pomeriggio, di trovarsi di fronte a una ragazza con delle difficoltà, che oltretutto non vuole farsi aiutare e rifiuta il confronto anche con i suoi compagni di cella, e questa convinzione sta diventando sempre più radicata. Il profondo dolore delle famiglie Antoniello e Potente viene prima di tutto, garantisce Triolo. Su questo non c'è assolutamente da discutere, ci mancherebbe altro, ma vorrei che si cominciasse a valutare anche le condizioni di questa donna. Angelica Utter stava viaggiando ormai da mesi a bordo di quella maledetta Audi nera, secondo quanto ricostruito dal popolare quotidiano tedesco Bild, perlomeno da ottobre dell'anno scorso. In tasca solo i soldi per il carburante e la spesa. E per quanto riguarda i funerali, l'ultimo saluto nel fine settimana alle 3 persone morte potrebbe esserci anche il patriarca, lo strazio della comunità, scrive Carlo Mion.
atteso il nulla osta la celebrazione del rito funebre che dovrebbe tenersi nella chiesa di Sant'Andrea. Don Giuseppe è vicino alle famiglie e in particolare ad Elena, un dolore troppo grande il suo. Stiamo parlando infatti di una mamma che ha perso il figlio, il compagno e la mamma. Qualcuno a bassa voce sussurra che ci sarà anche il patriarca Francesco Moraglia a concelebrare i funerali, ma più che una possibilità è un desiderio di una comunità ferita dal profondo per la morte di Mattia, Marco e Maria Grazia. Oggi si saprà se la procura di Belluno metterà a disposizione della famiglia le 3 salme o se disporrà l'autopsia. Comunque vada, il rito funebre si svolgerà nel fine settimana. Per il momento Don Giuseppe non conosce la volontà delle famiglie Potente e Antoniello sulla chiesa in cui celebrare i funerali, famiglie che vivono in 3 diverse vie e quindi con parrocchie diverse. Oggi i familiari incontreranno Don Giuseppe e decideranno data e ora e chiesa dove celebrare. Sono tramontate le ipotesi di utilizzare un campo da calcio o un palazzetto che qualcuno aveva proposto, e questo proprio per la volontà delle famiglie di non spettacolarizzare l'ultimo saluto ai loro cari. Comunque è prevedibile una notevole partecipazione di persone. La donna, come dicevamo, Elena, è distrutta, chiede di vivere la sua sofferenza nella sfera privata, all'interno delle mura di quello che rimane della sua famiglia lacerata da un dramma indicibile. Con un coraggio che solo lei ha saputo trovare, è tornata nell'abitazione che condivideva con il compagno e con il piccolo Mattia. Sulla rete c'è ancora un grande striscione azzurro con la scritta "Benvenuto Mattia". E a Santo Stefano oggi il lutto cittadino, uffici chiusi, spostato il mercato. Anche il paese dove si è verificata la tragedia si stringe attorno ai parenti delle vittime, fiori e peluche per Mattia, e il sindaco dice: siamo tutti molto scossi, confermo che ci costituiremo parte civile. L'ora del dolore, angoscia e incredulità sopravvivono a Santo Stefano di Cadore. Non c'è più un clima da passeggiate spensierate ed escursioni avventurose in montagna. Non viene proprio da guardare le meravigliose crode tutto intorno, ma lo sguardo cade pesante sulla striscia d'asfalto di via Udine, dove c'è ancora un tappeto di fiori, pupazzetti di peluche e pensieri per Mattia, e per Marco e per Maria Grazia. Vorresti immediatamente abbracciare e stringere forte Elena, che in un momento si è vista strappare tutto quello che di più bello, delicato e prezioso aveva. Non puoi davvero capire dove una madre, moglie e figlia riesca a trovare la forza di sopportare un ergastolo di disperazione, e le vuoi ancora più bene. E il paese del Comelico si è dimostrato fin da subito vicinissimo, infatti ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Nei giorni scorsi c'erano stati dei momenti di suffragio e di preghiera nelle chiese parrocchiali del territorio comunale. Siamo ancora tutti molto scossi, dice il sindaco. Ci saranno le bandiere a mezz'aste e avremo la chiusura degli uffici pubblici. Potranno aderire tutti coloro che lo vorranno, naturalmente in segno di vicinanza e rispetto. E oggi sarebbe anche giorno di mercato, ma si è deciso di sospenderlo e di traslocare in piazza in un solito posto, sempre per vicinanza ai familiari delle vittime. Chiudiamo questo tristissimo capitolo, di cui si parlerà naturalmente anche nei prossimi giorni, e andiamo a pagina 16, dove si parla dell'estate delle Dolomiti. C'è il tutto esaurito nei rifugi delle alte vie, per gli italiani è difficile trovare posto. Americani, israeliani, neozelandesi, gli stranieri sono tornati e hanno prenotato i letti già dallo scorso inverno. L'articolo di Francesco Dalmas. I paradossi dell'alta via e dell'alta montagna. L'alta via numero 1, che va dal lago di Braia e Sabelluno, ha i posti letto nei rifugi quasi del tutto esauriti, tanto che va vuoto il 30% delle prenotazioni. L'alta via numero 2, che scende dal Pordoi e sale a Sal Pellegrino, segna anch'essa le vie da record. E le altre alte vie, assai pochi gli arrivi. I rifugi delle Dolomiti, in ogni caso, hanno frequenze rassicuranti come quelle dell'inizio estate 2022. E gli impianti di risalita, la stagione dopo il maltempo è partita bene, ammette Marco Grigoletto, presidente regionale dell'ANEF, l'associazione degli impiantisti. È davvero interessante il trasporto di biciclette, una vera invasione di appassionati, soprattutto stranieri. Una famiglia neozelandese la scorsa notte ha fatto tappa al rifugio Città di Fiume. I neozelandesi, confermano da Rifugio Carestiato, sono una delle comunità che stanno scoprendo di più le Dolomiti. Ma non solo, ci sono anche americani, tedeschi ovviamente, sudcoreani, perfino cinesi, inglesi, spagnoli, escursionisti dall'est Europa. Sull'alta via numero 2 la frequenza è molto consistente fino al passo Pellegrino.
Nel tratto successivo, per incrementarla, i rifugi si sono coordinati per il Pale Ronda, che infatti ha subito rilanciato il percorso. I rifugi dal Piaz e Boss, nel tratto meno praticato, hanno lanciato un'idea che sta dando ottimi risultati: il Parco Ronda da Panevecchio alle Dolomiti Bellunesi. Quindi buone notizie. Invece è ancora molto incerto il futuro del Nevegal, se ne parla a pagina 17. Nevegal estate senza seggiovia, questo colle merita di più. E a parlare l'ex allenatore di fondo di Incal, era il centro del mondo, non è rimasto nulla. A parlarne, appunto a scriverne, è Ivan Ferigo. Seconda domenica di luglio, una bella giornata di sole che favorisce escursioni o pedalate in quota, in gruppo, con consorti o partner, con i figli, portando a passeggio il cane. Nonostante la mancata apertura estiva della seggiovia, nel dì di festa per tante persone, il Nevegal continua a essere una meta ambita. E Ivan Ferigo ha ricordato diverse testimonianze: c'è Dario Dincal, per tantissimo tempo tecnico nello staff della Nazionale Azzurra di Fondo, allenatore fior di atleti quali Maurilio De Zolde, Stefania Belmondo, Giorgio Di Centa, Silvio Fauner, uno che certo ha moltissimo da raccontare. Siamo alle solite, indipendentemente dal tipo di amministrazione, dice Dincal. Ero qui nel 67 come maestro di sci insieme a Faustino Sovilla quando la seggiovia ha aperto. Ci sono state manifestazioni come i campionati italiani di discesa e di cross, i giochi della gioventù. Il Nevegal era al centro del mondo e c'erano gli alberghi. Oggi cos'è rimasto? La mia non è polemica, ma una constatazione. C'è poi, sono raccolte poi le dichiarazioni di un padre, 4 figli, 2 ragazzi e 2 ragazze, da Belluno, città, la famiglia Zancanaro. Di solito non usiamo la seggiovia, saliamo pedalando, ma chiaramente la chiusura della seggiovia è un'occasione persa. E poi c'è chi viene da fuori, come Marcello Salmistrari: veniamo da Venezia, qua abbiamo un appartamento dove trascorrere i fine settimana e i momenti liberi, magari anche con figli e nipoti. Una presenza storica, siamo abbastanza irritati per essere buoni, la storia del passaggio di gestione si trascina da anni e adesso per la prima volta la seggiovia non apre d'estate. Parliamo di un altro lutto purtroppo, siamo in questo caso a Sospirolo, che è in lutto per DJ Energy, aveva 51 anni e suonava nei locali. 2 anni fa aveva perso il figlio Luciano per un malore in bicicletta. DJ Energy ha spento i piatti. Michele Di Lorenzo è morto a 51 anni, originario di Grondi Sospirolo, non stava bene ormai da qualche tempo ed era ricoverato nel reparto di neurologia dell'ospedale San Martino. Nel novembre di 2 anni fa aveva perso il figlio Luciano durante un'uscita in bicicletta. Il quindicenne, studente della scuola edile di Sedico, aveva sofferto un malore fatale mentre i due stavano facendo un giro insieme. Stava pedalando e avrebbe fatto in tempo solo a dire: non vedo niente, è tutto nero. DJ Energy aveva già vissuto un momento di pesante difficoltà durante il lockdown per la pandemia a causa della chiusura delle discoteche e delle sale da ballo. Negli ultimi tempi altre difficoltà, soprattutto di carattere fisico, che lo hanno portato al ricovero in ospedale e non ce l'ha fatta. Lascia anche la figlioletta Angela Giusi e la madre Maria. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Gronna. Ci spostiamo a Borgo Valbelluna, dove c'è l'idea di far nascere un centro servizi per gli apicoltori. Sarà una fabbrica di miele biologico. Si trova a Tallandino di Mel. Al fianco degli appassionati, qui anche laboratori per smielatura e confezionamento. L'articolo è di Dante Damin. Un centro servizi per aiutare gli appassionati di apicoltura, un'attività dove sarà possibile interfacciarsi con tecnici specializzati per eventuali consulenze, ma anche per la semplice assistenza, per la gestione della banca dati e per acquistare materiale per le attività legate all'hobbistica. A Tallandino di Melle è stato inaugurato il centro apicoltura, che ospita anche un laboratorio per la smielatura, l'edomidificazione e il confezionamento del miele. L'obiettivo è promuovere e coordinare le produzioni apistiche con certificazione biologica associativa per diffondere una cultura sostenibile dell'apicoltura, dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura, salvaguardando così le tante peculiarità di cui Borgo Valbelluna e più in generale tutto il territorio bellunese sono ricchi. La presenza in provincia di Belluno di 150 apicoltori soci ha reso indispensabile l'apertura di questo centro, ha spiegato Gerardo Meridio, presidente dell'Associazione Apicoltori del Veneto. Qui, oltre ai servizi, gli apicoltori troveranno degli esperti, quindi una buona notizia.
Andiamo avanti e leggiamo ancora una notizia prima di passare al Gazzettino. Ci spostiamo in questo caso nel Feltrino, a Feltre, progetto da quasi 1 milione di euro, contenitori interrati in 7 isole ecologiche grazie ai fondi del PNRR. Approvata la delibera che dà via libera a Belluno, l'iniziativa era partita con la passata amministrazione, scrive Raffaele Scottini. Nuovo capitolo nella gestione della raccolta dei rifiuti, con l'addio in alcune isole ecologiche dei vecchi cassonetti e l'arrivo al loro posto dei contenitori interrati. Con una recente delibera di giunta, il comune di Feltre si è fatto carico di provvedere all'affidamento degli appalti previsti dal progetto messo a punto dalla società Bellunum, che può svolgere, secondo quanto previsto dal proprio statuto, attività di assistenza e coordinamento per la gestione degli appalti, ma non è espressamente specificato che possa gestire le procedure per conto della stazione appaltante interessata. Saranno 7 le piazzole che finiranno sottoterra, situate nella cerchia cittadina, ma non dentro nel mura della cittadella, perché in centro storico ci sarebbero problemi tecnici dovuti agli spazi. I tempi dovrebbero essere abbastanza veloci per quanto riguarda l'assegnazione dei lavori. Ci spostiamo, come anticipavo, al Gazzettino. Anche il Gazzettino in prima pagina appunto fa riferimento alla tragedia di Santo Stefano e ricorda quello che leggevamo prima. Lutto cittadino, il comune si ferma. Dopo la tragedia di giovedì a Santo Stefano 1 minuto di silenzio alle 12, bandiera a mezz'asta e uffici chiusi. Funerale unico per le 3 vittime della strage e oggi stamattina l'interrogatorio della 31enne tedesca arrestata. Il paese si ferma, vi siamo vicini, qui si legge nella pagina, il nonno di Mattia, funerale unico per non piangere ancora di più. Leggiamo un'altra notizia, in questo caso si parla di una truffa, finge amore per soldi, c'è la condanna bis. Stangato anche in appello il 54enne bellunese che aveva raggirato una donna invalida e più anziana per avere denaro, scrive Olivia Bonetti, le aveva promesso di sposarla e si era fatto dare 3.000 euro per versare la caparra della casa, ma poi scelse un'altra. La ingannava illudendola su una convivenza che non avrebbe alcuna intenzione di realizzare. Il procuratore generale di Venezia ha chiesto e ottenuto la condanna bis per Moreno Degan, feltrino di 54 anni, accusato di truffa aggravata. In secondo grado, con sentenza emessa nei giorni scorsi, l'imputato, difeso dall'avvocato Simona Ianese, ha preso 8 mesi di reclusione e 170 euro di multa. Degan avrebbe messo in atto una cosiddetta truffa romantica fingendosi innamorato di una donna solo per spillarle denaro. Si tratta di una donna trichiana, invalida civile al 60% e affetta da un disturbo psichico, che all'epoca aveva 64 anni. Ebbe la forza di denunciare tutto e costituirsi parte civile nel processo per vedere risarciti i danni patiti tramite l'avvocato Stefano Bettiol. I giudici della Corte d'Appello di Venezia hanno disposto per lei il risarcimento del danno e gli ulteriori 3.500 euro di spese legali da pagare, che si aggiungono ai 5.000 del primo grado. Andiamo avanti con la lettura del Gazzettino, scusate, e ci spostiamo a San Pietro di Cadore. Siamo in Comelico, telecamere per scovare gli ecofurbi. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale per mantenere il paese più pulito e rispettare i cittadini. Il sindaco Manuel Casanova consigliere, il nuovo sistema potrà partire visto che impianto e regole sono certificati, scrive Yvonne Toscani. Lotta dura agli ecovandali, San Pietro, giro di vite contro i rifiuti selvaggi nelle isole ecologiche. Il Consiglio Comunale di San Pietro di Cadora, alla presenza di solo 4 consiglieri su 11, comunque sufficienti essendo stato il consenso civico convocato in seconda battuta, ha approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale. Il documento prevede specifiche modalità di trattamento dei dati, le funzioni, le attività dei responsabili e degli incaricati, le indicazioni di raccolta nonché gli accorgimenti da adottare per i contenuti video ripresi. Il tutto reso in modo conforme a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento, spiega il sindaco, è stato adottato in quanto sono state acquistate delle fototrappole da installare presso le isole ecologiche, perché si è notato un certo disordine nella gestione dei rifiuti. Il primo cittadino precisa inoltre che gli strumenti verranno installati ad altezza d'uomo, in modo tale che la polizia locale possa essere autonoma nella gestione, favorendo una maggiore vigilanza. Questo appunto per
scoraggiare l'abbandono dei rifiuti e combattere questo fenomeno. E con questo articolo andiamo a chiudere anche la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo come sempre domattina puntuali alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e sulle pagine Facebook e YouTube dell'Amico del Popolo. Intanto grazie a tutti, buon lunedì e buona settimana. A prestissimo!